Principe Antonio de Curtis. Totò ha fatto incassare al botteghino, al cinema italiano, delle cifre iperboliche. E quando il biglietto costava 8.000 lire, fece incassare 5.000 miliardi di lire. Umanamente Totò, poi il comico. Questo è il titolo del docufilm del regista Franco Esposito, dedicato alla vita e all'opera del grande protagonista partenopeo, che si candida alla prossima edizione di uno dei maggiori premi cinematografici italiani, i David di Donatello, e al Festival del Cinema di Hollywood. Lo annuncia il presidente dell'Associazione Amici di Totò a prescindere, Alberto De Marco, che ha realizzato la pellicola insieme a Franco Esposito. Alle riprese ha partecipato anche il regista catanese Francesco La Rosa, come director special guest, premiato nell'edizione 2020 del concorso internazionale Antonio De Curtis. Il docufilm, della durata di 2 ore e 8 minuti, ultimato nell'agosto scorso, verrà proiettato anche negli Stati Uniti ed è tratto dal libro Antonio De Curtis, Totò, il grande artista dalla straordinaria umanità. Il documentario di cui io fortunatamente in questo lavoro occupo la figura, anzi interpreto la figura di director special guest. Mi sono occupato della parte tecnica, del mixaggio audio-video, della post-produzione, dell'ottimizzazione e del montaggio. Il film è del presidente avvocato Alberto De Marco, che è il presidente dell'Associazione Amici di Totò a prescindere Olus, e del direttore Franco Esposito, che è il direttore appunto dell'emittente televisiva Telecolore di Salerno. È un documentario che lo venia bellissimo, non perché l'ho creato io assolutissimamente, anche se mi sono occupato del costruire questo. Io lo considero sempre una bomboniera all'interno di una teca di cristallo, fatto di immagini e video inediti, mai mandati in onda da nessuna, e dico nessuna, emittente televisiva nazionale, ma che sono in dotazione, che appartengono all'Associazione Amici di Totò, all'avvocato Alberto De Marco. È un documentario della durata di 2 ore, 8 minuti e 42 secondi, fatto di messaggi profondi, pensieri, amici e volti noti: Albano Carrisi, Renzo Arbore, Giancarlo Governi, Massimo Ranieri, Iari Goiucci e tanti altri. È tratto dal libro Antonio De Curtis, il grande artista dalla straordinaria umanità, di Alberto De Marco e di Duilio Paoluzzi, e mette in evidenza cosa? Non tanto la vita, anche perché a noi noto ormai da anni, attraverso altri documentari, attraverso immagini, interviste, attraverso i film di Antonio Clemente alias Totò, ma mette in evidenza la sua straordinaria umanità, perché Totò, io lo dico sempre in qualsiasi intervista, Totò è il papà, Totò è il cinema, Totò è l'Italia, quindi è giusto che ne venga dato atto. Il film è creato per il cinema, è stato presentato all'Accademia del Cinema Italiano ai David di Donatello, e 2 giorni fa abbiamo ricevuto la tante mail sospirata che ha superato la selezione tecnica, cioè il video è idoneo a partecipare. Il film verrà trasmesso pure e distribuito non solo ai cinema nazionali, ma pure per la televisione americana e per il cinema. E parteciperà al Festival di Hollywood.